Eccolo qua il capitano Luca Carraro. Allora, una partita un po' difficile all'inizio, poi una volta sbloccato il risultato è diventato tutto più facile. Sì, diciamo che loro hanno fatto la partita che ci aspettavamo, molto chiusi ad aspettare i nostri errori per poi ripartire. E in questi casi se non sblocchi il risultato o comunque finché non sblocchi il risultato la partita è in equilibrio. Poi fortunatamente siamo riusciti a farlo e ad allungare anche alla fine del primo tempo e la partita si è messa sui binari che volevamo. Senti Luca, io vi ho preso un po' in giro anche in telecronaca chiamandovi Matusa, visto che è stata l'occasione anche per schierare molti under. C'è stato un momento della partita che c'erano in campo 4 under. Direi che queste sono occasioni buone. Sì, decisamente, loro sono il futuro, noi purtroppo noi il presente, ma tra poco saremo il passato, quindi è giusto lasciare spazio anche a loro. È importante che si facciano le ossa, la C1 è una categoria che gli permette di farlo e c'è da dire che loro sono bravi, sono bravi. E questo è il frutto del lavoro di tutto un settore giovanile importante al calciopalo. Sì, sì, decisamente, la società punta molto su questo e i frutti arrivano, speriamo che continuino ad arrivare. Diciamo che per una società non basare il proprio lavoro sul settore giovanile è come non pensare al domani e pensare solo all'oggi, è fondamentale. Allora, mentre continuano le scenette alle nostre spalle, c'è anche da dire però che senza i Matusa come Luca Carraro non si va da nessuna parte, nel senso che per dire qualcosa in questo campionato e di promesse ce ne sono. Sì, allora i vecchietti dai, fanno loro e servono anche i vecchietti, altrimenti diciamo che sì, finché i ragazzi scherzano noi li cerchiamo di tenerli sulla retta via, però dai è giusto dare spazio anche a loro. Ci avete promesso i playoff quest'anno, forse qualcosa di più? Tu ci provi sempre a strappare qualcosa, noi diciamo che puntiamo a far meglio dell'anno scorso e meglio dell'anno scorso vuol dire puntare ai playoff e poi l'appetito viene mangiando, quindi...